Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, il tema della puntata l'avete già capito e anche lo vedete sui titoli, SOS infermieri, cioè medici infermieri, la crisi che c'è in questo ramo importante della sanità del Veneto. Vi ho interrotto mentre stava nascendo la discussione sotto un aspetto anche infermieristico, mi sembra di capire, giusto? Sì, come diceva il dottor Crisarà, per la prima volta rispetto ai posti messi a bando dalle università abbiamo un vuoto negli accessi, quindi quello che si definiva una programmazione sbagliata nel tempo si è rilevata poi invece una carenza di attrattività sostanzialmente, perché una volta messi a bando più posti di quelli che erano stati messi a bando nel passato, non si è presentato quel numero di aspiranti infermieri. Ma come mai secondo voi? Allora, c'è un discorso da fare. Perché intanto uno cerca lavoro, trova lavoro, fare l'infermiere. Sì, allora, questo riguarda soprattutto le 3 regioni più industrializzate d'Italia, che sono Veneto, Lombardia e Piemonte. Qua le borse, i posti sono stati sostanzialmente lasciati vacanti, ma questo è chiaro, noi abbiamo una struttura, voglio dire, sociale, industriale e artigianale che attira i giovani appena diplomati ad un posto di lavoro sicuramente più redditizio di quello che non Quanto prende un infermiere appena assunto? Allora, un infermiere appena assunto viaggia fra i 1.500 e i 1.600, ma dobbiamo anche capire che lì ci sono notti, domeniche, festivi, ed è compreso turni, tutto questo? Ed è compreso tutto questo, non è che facendo tutta questa cosa in più prendi qualcosa, uno stipendio superiore. Che uno fa il turno di notte che c'è ovviamente negli orari di un'infermiera, c'è il turno di notte, la busta paga è 1.500-1.600. Appena entri è questa, non c'è diversità. Quindi c'è anche un discorso di qualità di vita. Sì, ma con un peso assistenziale anche perché c'è una carenza di organico, quindi gli infermieri rispetto al numero di degenti, insomma, sono sempre pochi, voglio dire. Allora, il numero diciamo ideale per non avere... Parla di infermieri specializzati o anche delle OS? No, stiamo parlando di infermieri solitamente. Perfetto. Allora, il numero di infermieri, secondo gli studi internazionali, per cui mettere in sicurezza il paziente e poter lavorare in sicurezza anche il professionista è 1 a 6. Qui abbiamo regioni d'Italia che arrivano a 1,18, 1,17. C'è un infermiere per 18 persone. Appunto, quindi questo voglio dire... E nel nostro territorio, nell'US6 che è la più importante del Veneto? No, lì siamo a numeri un po' più ridotti, nel senso che non siamo a 1,18, ma andiamo in una media di intorno a 1,8, 1,10, quindi comunque è spostata da una media di quello che è quello che sarebbe corretto da un punto di vista dell'assistenza infermieristica. Non dimentichiamo che se noi interroghiamo i colleghi che oggi sono nelle corsie, che sono per la maggior parte donne, perché la nostra professione è fatta al 75-80% di donne, la dinamica retributiva viene quasi in secondo piano rispetto alla qualità di vita. Mi faccio un esempio? Nel senso che molti ci chiedono di poter lavorare in più infermieri durante il servizio e avere una turnistica regolare, cioè programmarsi la vita fuori dall'ospedale. Inevitabilmente queste donne sono anche madri. E voglio dire, mi scusi, ma il turno, se uno inizia il lavoro, il turno al di là ovviamente della mamma che ovviamente deve rispettare i tempi che giustamente viene concesso sotto le varie regole dello Stato e sotto i vari contratti, cioè una viene assunta e sa il turno che deve fare, giusto? Fosse così, ma non è vero. Sostanzialmente la programmazione... No, la mia è una domanda, perché uno fa il turno, i soliti turni, parlavamo prima, dall'1 alle 8, 7 l'una la notte, 2 giorni di riposo, perché non sono più o meno... No, ormai questa cosa non esiste sostanzialmente più in nessun reparto ospedaliero. La cosa che è emersa soprattutto con la pandemia e che sono i numeri anche di oggi è che noi abbiamo un organico che non tiene conto che devi andare in ferie, che ci sono le malattie, che ci sono gli infortuni. Cioè, noi abbiamo anche questo da determinare. Cioè, come in tutte le aziende? Sì, come tutte le aziende. Ma allora, partiamo dal Covid? Mi dica quali sono le aziende che hanno il numero di ammalati che ha un ospedale di dipendenti Covid.
Noi col Covid ci abbiamo lavorato, i dipendenti che si sono ammalati di Covid dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati tutti sostituiti da chi restava. Abbiamo un altro peso sopra. Ma nel mettere questo sul piatto della bilancia qualcuno non vi ha dato ascolto, perché mi sembra quasi impossibile, perché il ragionamento mi sembra abbia una logica. Allora, il ragionamento è una logica. Ecco, la domanda che mi facevo io, sentendo anche i due rappresentanti del personale medico, ma anch'io nel mio piccolo, insomma sono 20 anni ormai che frequento, voglio dire, diciamo, le aule istituzionali e rappresento il personale. Allora qui c'è un problema: o noi, dico noi sindacalisti, non siamo in grado di farci capire, perché come dicevano loro, le diciamo da 20 anni queste cose, la pandemia ha solo accelerato un sistema che si stava comunque disintegrando. Allora, o ci prendiamo noi la responsabilità di non aver parlato chiaramente, o dall'altra parte c'è una classe politica che è completamente sorda. Sì. Perché le cose sono due: o la responsabilità è nostra di che siamo qui in studio, o c'è qualcuno dall'altra parte che ha fatto finta di non sentire. Se posso... se siete brevi facciamo l'intervento, vi prego. No, ma allora la sanità è un sistema complesso, anzi complicato. E anche complesso. No, complesso, nel senso che... Poi le spiego perché è anche complesso. No, avevo usato la parola giusta, complesso, perché sto riflettendo, perché io, mio malgrado, ho dovuto studiare dei piccoli elementi, perché non sono all'altezza, di ingegneria gestionale. Quindi la differenza tra un sistema complesso e un sistema complicato. Il sistema complicato, cioè il problema complicato, è come un foglio di carta che tu lo pieghi, complicam, e quindi lo apri e lo ripieghi. Il sistema complesso invece c'è l'emergenza, le emergenze, che non sono le emergenze e le urgenze, sono i problemi che via via si creano. Allora, bisognerebbe che invece di fare a gara a chi non ha la responsabilità, la politica si assumesse la responsabilità di scelte passate sbagliate, che si sono dimostrate sbagliate in buona fede, e cominciasse a pensare, come diceva lei un attimo fa, alle soluzioni per questo, per dare un inizio di risposta a un sistema complesso, bene, tenendo conto che non si fanno né i medici né gli infermieri per decreto, perché quando mi vengono a parlare che aumentiamo il massimale da 1.800, da 1.500 lo portiamo a 1.800, bene, è un'opportunità, non c'è dubbio, però bisogna capire dove e a chi. Quando cominciamo a ragionare che non abbiamo infermieri e quindi mettiamo la terza S agli OS, stiamo mettendo... Vuole spiegare meglio cos'è la terza S? La terza S è l'operatore sociosanitario, cosiddetti OS, specializzato, che cosa fa? Che attraverso un corso, più o meno come è stato fatto con i farmacisti, no? Attraverso un corso, lasciamo per senza definizioni IETI, INI, perché sennò qualcuno si offende, vengono date delle competenze che sono degli infermieri. Ma scusi, e i bandi per le prestazioni chiamate libera che vengono pagati 930 euro lordi? E qua è il problema. Allora, adesso torniamo a quello che stava dicendo prima Giampiero Avruscio. Io sono un primario di pronto soccorso che ha fatto il suo concorso, ha fatto la sua carriera, ha buttato il sangue dentro a cosa, crede nello Stato e crede nel servizio pubblico, no? Ho a fianco Giampiero Avruscio che condivide i miei stessi scopi, ha fatto lo stesso, e prendiamo con il nostro rischio clinico, Giampiero ha spiegato benissimo che cos'è il rischio clinico, uno stipendio che mediamente si fa sui 3.000 euro al mese, senza possibilità di libera professione, perché io non conosco nessuno che vada in libera professione da un pronto soccorsista, perché non dice il giorno in cui mi spalmerò su un platano e fa cosa. Arriva lui attraverso una cooperativa, per le carenze che ho io e Giampiero dentro il coso, fa i turni che vuole,
viene quando vuole, non ha una come dire, gerarchizzazione perché risponde alla cooperativa, non risponde a cosa, e prende 750 euro per turno. Cioè, in 4 turni, in un mese, ha guadagnato quello che io... Fermo lì. E perché questo sindacato lo permette? Non è che lo permette il sindacato. Allora, qua non sono i sindacati che lo permettono, ma il sindacato assolutamente... ma può obiettare in questo? No, direttore, scusi, perché qua adesso rientro nella... È una domanda, io vi faccio una provocazione e faccio una domanda. L'Ordine di Padova e l'Ordine di Verona hanno messo su una commissione in questi giorni che chiederà alle ASL di esaminare i contratti e le qualifiche di chi lavora dentro le cose, perché vengono pagati non come medici, ma vengono pagati nel capitolo di beni e servizi, come se fosse l'impresa di pulizia. Lei capisce che io, che ho puntato la mia carriera... Io avevo 930 euro lordi per turno. Quindi, questo è quello che può prendere un medico attraverso la cooperativa entrando in servizio su un pronto soccorso piuttosto che su un'altra struttura. Però attenzione, dando la disponibilità... No, ma la mia domanda è, ma nessuno ha contestato questo, non stiamo facendo altro. No, penso che insomma sia sotto gli occhi di tutti che questa non è una politica che piace ai presenti sicuramente. Ma perché, guardi, ho capito, però... Attenzione direttore, che non è un problema soltanto di casta sanitaria, perché in questo momento, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, anche perché ho detto sui giornali e cose, al pronto soccorso di Chioggia, legittimamente perché ancora non ha finito il suo percorso disciplinare, c'è che dalle sue prestazioni, prima lo faceva a Montagnana, attraverso la cooperativa, a queste cifre, un ex medico di famiglia toscano, radiato dall'albo, che però per motivi di giustizia sta aspettando il secondo livello. Ora mi faccio una domanda. Non arriverà mai. No, arriva perché la CEPS l'hanno riattivato. Sì, l'hanno riattivato. Bene. La domanda però è, da presidente di ordine, che garantisce i cittadini, perché l'ordine dei medici è a garanzia dei cittadini. Un cittadino si sente tutelato in una situazione... No, ma le chiedo scusa Crisara, ma nemmeno io, se fossi presidente dei medici, permetterei che la cosa passasse senza un grande clamore. Guardi che l'abbiamo messo sui giornali, la risposta del gestore della cooperativa, di quello che gestisce sti milioni di euro, che tra parentesi non è un medico, perché quindi non è un medico manco chi fa questi appalti, è stata che giustamente e legittimamente lui ha ancora la possibilità di poterlo fare. Luca Grande, devo ancora sentirlo, ovviamente lei fa parte del sindacato per quanto riguarda la segreteria di Padova, giusto? Mi corregga? Le confermo, esatto. Ecco. E la situazione per quanto riguarda Padova, perché con Gregori parlavamo a livello veneto, invece per quanto riguarda Padova? Beh, guardi, il dottor Avruscio ha rappresentato sulla categoria dei medici, ma si rispecchia perfettamente la stessa cosa sulla categoria degli infermieri. Perché non siamo attrattivi qui? Perché gli infermieri... Scusi, se ne interrompo. Prega. Gli infermieri di Padova a un certo punto sono a disagio per 1000 motivi che avete spiegato, orari, qualità di vita, aspetto economico, ma vengono da voi e protestano e vi dicono, sentite, guarda che noi così non lavoriamo più, cosa vi dicono? Certo che sì, guardi, io negli ultimi 15 giorni ho ricevuto 3 telefonate dai miei iscritti che volevano licenziarsi. Ho informato anche l'amministrazione dell'azienda ospedaliera di Padova di questo, proprio perché... E cosa le hai detto lei? Adesso le spiego, proprio sa perché, qual era la motivazione? Perché non riuscivano ad avere i giorni di ferie che gli spettavano. Queste persone erano stanche, provate, chiedevano di andare in ferie e l'amministrazione, ovviamente perché deve mantenere un servizio attivo verso il cittadino, doverosamente, negava le ferie. Oppure ne dava meno di quelle che erano necessarie a un recupero psicofisico. Noi usciamo, infermieri, da 2 anni in cui il personale è gravemente provato, lo stress che ha subito un infermiere. Se l'infermiere fosse stato dipendente della cooperativa,
Diceva lui i giorni che voleva andare a lavorare. Ho capito, su questo siamo capiti. No, ma io voglio arrivare, voglio riuscire a capire il disagio di questi infermieri per motivi che abbiamo già spiegato in maniera molto chiara da parte di tutti voi, se il sindacato, l'azienda ospedaliera o la politica prende in considerazione la situazione attuale e risolverà il problema, oppure ne parlate, ne parlano e nessuno risolve il problema, perché dopo 2 anni di Covid sembra naturale che la soluzione e il problema dovrebbe quantomeno essere iniziato a essere risolto. Mi sembra di capire che c'è anche una disorganizzazione sotto l'aspetto, e voglio chiedere poi sotto l'aspetto universitario collegato con l'azienda ospedaliera, cioè di riuscire a trovare medici o a trovare infermieri. A trovare infermieri, ma la stessa cosa per i medici, perché appunto come termino la domanda, ma questo è la regione, lo Stato, prendo lo Stato e la regione, chi vuole prendere per primo in considerazione, dice ok, io vi faccio assumere il personale infermieristico, però non riusciamo perché non lo troviamo, e questo è il motivo, cioè la regione, la politica dà la disponibilità all'assunzione di persone per quanto riguarda il reparto infermieristico nel Veneto e a Padova. Allora guardi, le porto i dati. Non so se sono stato chiaro nella certo domanda. che sì, è stato chiaro, le porto i dati di questi giorni. Allora, in ULSS 6 è stato previsto un fabbisogno di personale del comparto, okay, nel triennio 2022-2024 di circa 430 persone. L'azienda ha fatto richiesta di stanziamento di fondi ovviamente alla regione tramite il piano di fabbisogno triennale. Certo. Gli è stato bocciato per ben 2 volte perché sforava il tetto di spesa. Fermo che poi collego, la stessa cosa dicasi nel Veneto? Allora, mi dica solo quanto aumentano rispetto ai 400 dell'ULSS 6 di Padova, di quello che fa riferimento. Allora, il piano dei fabbisogni lo deve fare ogni azienda più o meno, per essere autorizzata. Più o meno nel Veneto quant'è? Beh, il piano dei fabbisogni del Veneto ammonta a migliaia di dipendenti. Mi dà un numero più o meno vicino? Allora, se lei prende l'ULSS 6 che ne ha 400, moltiplichi almeno per le 10 ULSS che abbiamo, 7 ULSS più 2 aziende ospedaliere. Servirebbero 3.000 infermieri, mettiamo così. Allora, il fabbisogno è totale, sì. Quello che diceva Luca. Allora, il fabbisogno delle aziende del Veneto è di 4.500 infermieri. 4.500. A Padova 400. Lei continui pure, che l'ho interrotto in questo. Ecco, le stavo dicendo appunto, prendiamo in considerazione l'ULSS 6. L'azienda ha fatto la sua parte, ha stimato che nel triennio 2022-2024 sono necessari per portare avanti in determinate condizioni la struttura nella sua totalità, territorio e ospedale, circa 400-430 infermieri. Ha inviato il tetto di spesa, appunto, ha inviato appunto in regione questo fabbisogno, e la regione per ben 2 volte ha bocciato il progetto proprio per il superamento del tetto di spesa. Non quindi, ha detto, no, scusi, per capire ed essere chiaro, una regione non le ha detto guardi 400 non li possiamo, però 200 potete prenderli, non vi ha dato un numero? Attualmente dopo la riunione di oggi alla quale ho presenziato, l'azienda è stata invitata a rivedere il piano di spesa triennale. C'è una foglia di fico su questo. Però, mi scusi se fermo, finisce, poi vengo Cristiano, perché è legato il ragionamento. Perché se facciamo così, pubblicità. Perché lei comincia, poi è lungo, e pubblicità. Basta, appunto.